Amici, baciamo le mani a tutti. Oggi vi voglio presentare un cuore solitario. Si chiama Andrea, ha 32 anni e viene da Buseto Polezzolo. Allora, Andrea è in cerca dell'anima gemella, in cerca di un compagno. Ora ve lo faccio spiegare da lui. Ciao Andrea. Ciao. Allora Andrea, innanzitutto chiariamo una cosa. Tu sei di Buseto Polezzolo, Sì, giusto? sì, Che si trova vicino a Trapani. sì, ok. Quanto tempo è che cerchi il compagno? Io prima che sono gay 14 anni. Io la vita ho fatto battuto, sono andato a Milano, ma non ho trovato un compagno. Io cerco un compagno perché la vita voglio stare solo con me, perché io mi piace fare il coccolo, mi piace baciare, mi piace tutte cose. Sì. E io... Sei un tipo romantico tu. Sì, sì. Non sputtare nessuno perché non mi piace sputtare le persone. E questo. Insomma, un tipo tranquillo che si fa i fatti suoi. Sì, E bravo. mi pare giusto. Bravo. Questo. E io sto con mia madre perché tutta la vita io, quando non è mia madre, io sono solo. Esatto. Dunque, tu mi hai detto che ha 14 anni che sei gay, Sì. giusto? Sì. In questi 14 anni tu hai avuto qualche storia oppure sei stato sempre singolo, solo? Io ho avuto un compagno, stava a Lecce. Solo che lui lo spotteva, ci piace solo i soldi, queste cose non mi piace perché io cerco un compagno di stare vicino a me. Cioè si era messa con te Sì. solo per prenderti in giro. Sì. Non va bene. E questo non mi piace. Shit. E questo, e io venuto a cercare da te e che voglio cercare un compagno. Hai fatto bene. Tutto per me e sono felice che ho trovato a te e questa è la vita. La vita. Io devo dire, anzi ti devo dare una buona notizia, che ci sono ottime probabilità perché la nostra trasmissione è seguita molto dal mondo gay. Sì. Perciò, giustamente, se c'è qualcuno che si vuole creare un futuro insieme a te, basta chiamarti e risolvere Sì. il problema. Questo è Vabbè, parliamo ora di questo uomo che noi andiamo cercando. Esatto. Sì. I requisiti, che requisiti deve avere? Magro, un po' alto come a me, non ci piace sport di persona perché a me questa cosa non mi piace. Adesso azzurro e occhio con i capelli un po' lunghi e basta, un po' le muscoli. Muscoloso. Muscoloso, sì. Insomma, si deve guardare. Sì, questo. Non lo so, qualche cosa che ti piace proprio in fondo in fondo. Io un sogno a me voglio sposare con un maschio, voglio fare la vita per me, poi piano piano cerchiamo un po' un bambino, che io no, è un lontano e io stare la vita così. Quindi ti vuoi creare un futuro, Sì, possibilmente una famiglia, adottare qualche bambino insieme a lui. Sì, sì. E questo basta. Va bene. Andrea, dimmi, la tua famiglia come ha preso la tua decisione? Perché da quando ho visto io, tu hai dimostrato che hai avuto anche l'appoggio della tua famiglia, fortunatamente. Sì, sì. A me mi ha accettato mia madre, mio padre non mi ha accettato perché mio padre non ci crede che io sono gay. Non ci crede? No, io... Cioè che cosa gli sembra, scusa, tipo che tu sei malato, tipo? No, per me dice mio padre che io sono pazzo, ma io non sono pazzo. Che sei pazzo? No, io non sono pazzo, non sono questo, perché io non sono io. Che se sono pazzo io non cerco queste cose. Certo. Questa cosa e basta. Mio padre non ci crede perché ha avuto io una donna, ma una donna mi ha detto papà, per me non mi tira. Esatto. L'ha fatto fare sesso cose perché mio padre fa io che tu non fai questo io ti stanno annignate, ma io queste cose non mi piace, io ho 32 anni, la vita voglio fare per me e basta. Esatto, sei Basta. stato chiaro, preciso. Sì, l'ho fatto tutto, mio padre se tu qua un uomo a casa mia non va bene, se va bene io stai quando
che già ci sei tu, quando ci sei tu io porto a Anzi, casa, a casa di mio padre. hai avuto anche la fortuna di essere capito da tua mamma, questo è importante. Sì, mia madre mi difende, questo là, perché mia madre ci ha detto a me che la vita è essere tu sei grande, a me è solo che non fare solo danno e basta, solo Certo. questo. Perché tutti fanno gioco, quello a me queste cose non mi piace. Tu hai fratelli e sorelle? Noi siamo 5. 5 sì. Allora, Tutti i tuoi fratelli e sorelle lo sanno, giusto? sì, tutti sì. Solo una piccola che è in collegio, Certo. ma quella ha capito subito che io Sì. sono gay, perché la vede che ha fatto la prova, non una Comunque, donna. hanno capito e hanno accettato perché Sì. sanno che fa parte Sì, sì, esatto, sì, sì. della Questo- vita e quindi Sì. E io la vita è così, perché io non ci faccio io di tendere la vita così. esatto. Quindi secondo te anche la Chiesa un giorno dovrà accettare questa realtà? Sì, speriamo che questo accettare, questo che spessiamo maschi gay, e speriamo che la vita si faccia tutto la vita, perché a me mi piace tanto fare questo lavoro, che per me il mio cuore è essere un compagno, tutto per me, e mi piace fare tutto, questo per me è più un lavoro che faccio io. Esatto. Questo Cioè tu dentro ti senti donna? sì. Sì, siamo Anche sentimentalmente, diciamo, perché le donne rispetto agli uomini nella maggior parte sono più tenere, più fragili, Sì, sì. sono più sentimentali, si può dire. Sì, ma io per me fuori sono maschio, ma dentro per me è femmina, basta, perché io la vita non ho avuto mai questa storia che la donna, cosa, perché mi è piaciuta la donna, solo che non faceva niente questo lavoro, basta. Esatto. Cioè, ma intanto io ti guardo e non hai atteggiamenti femminili, diciamo. No. Beh, come mai? Cioè, nel mondo gay ci sono gay che hanno atteggiamenti tutti femminili, tutti sì, qua. Non mi piace queste cose a me, perché mia madre è fatta così Esatto. e basta. Poi la vita piano piano, poi vediamo. Perché a me queste cose non mi piace, tutto fare Atteggiarsi. alle chat, queste cose. Questo per me è un cuore che è l'essere femmina e basta. Esatto. È interno, cioè tu ti senti Sì. femmina dentro. Sì, per me è così, non mi piace cambiare tutta la donna, queste cose no, non Esatto. mi piace. La vita è così, che mia madre mi ha fatto così e io la vita faccio io e basta. Esatto. Vabbè, amici, io sto parlando con gli uomini che fossero interessati qua a contattare il nostro Andrea. Ripeto, Andrea ha 32 anni, viene da Buseto Polizzola ed è un bravo ragazzo, un ragazzo tranquillo, ed è 14 anni che si trova da solo perché ha avuto una brutta esperienza in passato con uno che l'ha preso in giro e giustamente non ci vuole ricascare più. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che, attenzione, contattarla al suo numero telefonico che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero di Andrea, chiamate a quel numero lì e Andrea risponderà, giusto Andrea? Sì, Andrea, in questo momento ci sono questi uomini che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. che c'è a dire? Qualsiasi cosa, Andrea, tutto quello che ti senti. Bella giornata. Speriamo che un ragazzo che cerca tutto per me, sono felice che voglio conoscere meglio la vita che stiamo vicino a me, la vita qua a Trapani è bellissima, ma io mi piace un sogno mio che la vita che stare qua vicino a me, qua Trapani è bella città, è un paese, io il sogno mio voglio andare io a Melone del Tintale. È un sogno mio che questo per me è un sogno che ci voglio portare una pianta che c'è un uomo che sta vicino a me. Per me la vita è così, che io prego sempre questa la Madonna che la vita che deve stare vicino a me, baciarmi, fare tutto per me questo. E poi basta, io
mi piace uomo che essere coccolo, mi piace baciare, non essere tutto geloso perché l'amici, parenti, perché io scherzo sempre tanto con mia madre e per me mi piace queste cose, scherzare cose, che loro non ti piace scherzare con la mia famiglia, a me questo non mi piace, che è mia madre e io scherzo con tutta la famiglia. Quindi, grazie speriamo grazie di tutto che conosciamo a te con gli amici e anche al lupo e speriamo che stai tutto vicino a me in cuore. Appunto. Saluto e ciao Andrea Feddelino di Busseto Palezzone. Ciao. Io speriamo che conosciamo meglio e speriamo che stiamo tutto bene perché prima devo conoscere il carattere e poi piano piano scriviamo un messaggio, guardiamo qua perché io sono a Pieti. Io cerco uno che pigliare a Busseto e poi andare a Trapani perché io sono a Pieti perché io lavoro e sono contento che lavoro più prendo un po' la pensione e io la pensione a me ma basta, più lavoro questo e basta. Perfetto, ha detto tutto, per cui amici fatevi sentire. Per i cuori solidari Alberto vi saluta e vi saluta pure Andrea Feddelino. Ciao ciao. Ciao. Oh yeah.